Visita del candidato Teresa Bellanova ad Agrigento, che attualmente ricopre la carica di vice ministro alle infrastrutture nel governo Draghi e che concorrerà a un seggio in Sicilia, collegio plurinominale del Senato che comprendono le province di Agrigento, Trapani, Palermo e Caltanissetta. La parlamentare era accompagnata dal leader siciliano di Italia Viva, Davide Faraone, e di alcuni candidati regionali e nazionali, tra questi Michele Termini, candidato al collegio uninominale Agrigento e Caltanissetta. La Bellanova ha anche ricordato il suo lavoro di Ministro dell'Agricoltura durante il governo Conti e quanto ha fatto per gli agricoltori in tema di Covid e ristori nel settore. Per riconfermare un patto con questo territorio. Non è la prima volta che vengo, da Ministra dell'Agricoltura sono venuta una volta al mese in Sicilia, mi fa piacere vivere questa esperienza insieme agli amici di questo territorio perché l'agricoltura qui ha un grande futuro. Noi dobbiamo continuare a scommettere sull'agricoltura di qualità, dobbiamo scommettere sull'innovazione che deve portare i ragazzi e le ragazze all'interno di questo settore e dobbiamo creare quelle infrastrutture che con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza abbiamo finanziato proprio per dare alle imprese la possibilità di avere una mobilità delle merci che rende più competitive in modo da poter avere un lavoro meglio retribuito e più qualificato. Come commenta questa campagna elettorale? Che chance dà al terzo polo di poterla spuntare con un risultato discreto, soddisfacente? Ma questa è una campagna elettorale anomala perché Conte, Salvini e Berlusconi avevano fretta di andare al voto. A danno del Paese non si sono posti il problema che licenziare la figura più autorevole che ha l'Italia in Europa e nel mondo avrebbe comportato un danno per l'economia del nostro Paese e per il Mezzogiorno. Oggi questi soggetti dicono che vogliono riscrivere il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che significa togliere il 40% destinato obbligatoriamente al Sud e significa far saltare gli investimenti che sono stati programmati. Il terzo polo è in campo per dire continuità con il programma che ha sostenuto il Presidente Draghi, perché abbiamo bisogno di autorevolezza, di competenza e di persone che in Parlamento riconfermano il rapporto con il territorio e abbiano la convinzione che se parte il Mezzogiorno riparte l'Italia. Noi siamo in campo per questo e chiediamo ai siciliani e alle siciliane di darci forza per andare in Parlamento e realizzare le cose che diciamo. Si deve ritornare a parlare di infrastrutture importanti. Le infrastrutture, che siano grandi o piccole, devono essere quelle necessarie e io credo che la continuità territoriale è un tema che a questa regione deve stare molto a cuore. Quello che si realizzerà dipenderà anche dalla qualità della politica che andrà in Parlamento e svolgerà fino in fondo il suo ruolo avendo accortezza a quello che serve al territorio e non a quello che serve ad altri territori del Paese. Ricordiamo dove è candidata, magari insomma con tutte queste liste che ci sarà un po' di confusione, regionali, Senato, Camera, ecco. Io sono candidata al Senato nella lista Italia Viva Azione Calenda e sono candidata perché ritengo che questo territorio è il territorio nel quale io penso di poter dare un contributo sulla base del lavoro che ho fatto, per un rapporto solido che ho stabilito con le persone e non solo con gli amici con i quali ho fatto politica, ma complessivamente con il mondo dell'impresa, con il mondo del lavoro e chiedo ai siciliani di sostenermi, ma di sostenere i candidati di questa lista perché noi siamo quelli che possono rendere conto di quello che hanno fatto. Non veniamo a fare promesse, a dire faremo le cose più belle del mondo, siamo in grado di dire noi abbiamo fatto un intervento sull'agricoltura per non far pagare i contributi alle imprese che erano in un momento in cui le imprese potevano saltare, siamo quelli che hanno fatto il fondo per le emergenze alimentari, siamo partiti da 10 milioni di euro, l'abbiamo lasciato a 340 milioni di euro, abbiamo chiesto al mondo del volontariato un impegno di comprare prodotti italiani, di comprare prodotti che stavano nel territorio, formaggio, vino, carni, pesce legati al territorio. Siamo quelli che hanno destinato alla ristorazione 600 milioni di euro quando nessuno si occupava dei ristoranti che stavano chiusi e abbiamo detto ai ristoratori prendete queste risorse con un solo vincolo, comprate prodotto made in Italy. Ecco, noi siamo questi qui e su questo
questo vogliamo continuare a portare avanti il nostro impegno. Il caro energie noi dobbiamo intervenire come si sta facendo con i decreti. Ancora in queste ore il Presidente Draghi porterà nel Consiglio dei Ministri un decreto per sostenere le famiglie ma anche per sostenere le imprese, ma noi dobbiamo sapere che il caro energia viene anche non solo dalla guerra in Ucraina, ma viene anche da parte di quelli che responsabilmente hanno detto no a tutto in questi anni. Noi siamo quelli che hanno sostenuto i gasdotti, siamo quelli che hanno sostenuto la necessità di avere approvvigionamento alternativo delle fonti energetiche. Io personalmente ho pagato un caro prezzo perché sono stata insultata, sono stata minacciata, sono stata inseguita semplicemente perché ho detto che il gasdotto TAP che portava in Italia il gas dall'Azerbaigian era una struttura strategica per il nostro Paese. Oggi quella struttura è stata realizzata grazie a quei pochi che hanno avuto il coraggio, io, Italia Viva, Davide Faraone, quelli che mi hanno sostenuto e che hanno sostenuto questa battaglia. Oggi arrivano in Italia 9 miliardi e mezzo di metri cubi di gas in più solo perché noi abbiamo fatto quella battaglia. Tutti quelli che l'hanno contestata oggi dicono dobbiamo andare in Azerbaigian per chiedere di raddoppiare la quantità di gas che arriva. Le imprese, le famiglie devono sapere che se noi avessimo fatto tutti gli interventi per renderci meno dipendenti dalla Russia, oggi saremmo nella condizione in cui sono anche altri paesi europei, sicuramente in difficoltà, ma non in modo tragico così come purtroppo siamo.